Perquisizione a casa e nell'ufficio dell'avvocato agrigentino Giuseppe Arnone. I carabinieri su disposizione della procura hanno sequestrato PC e documenti. Elezioni regionali, continuano le presentazioni dei candidati per il rinnovo dell'ARS. Ieri ad Agrigento i candidati di Federazione di Sinistra, SEL e Verdi. Oggi a Favara il candidato Salvatore Iacolino per il PDL. Intanto sembra non arrestarsi la sfiducia nella politica dei cittadini. A Favara si apre un comitato elettorale di protesta, vota Stefano, sondaggi e interviste, oggi nel TG. Stasera in piazza Cavour, esibizione dei gruppi che hanno fatto la storia della musica favarese. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Perquisizione dei carabinieri questa notte a casa e nello studio dell'avvocato agrigentino Giuseppe Arnone. I militari, su disposizione della procura, hanno sequestrato 3 PC ed alcune pendrive, oltre ad alcuni documenti relativi al procedimento penale a carico di Arnone per tentata estorsione. La perquisizione si è estesa anche a casa del testimone nello stesso processo, Maria Grazia Di Marco. Secondo Giuseppe Arnone, la perquisizione era finalizzata a sequestrare una mail da lui spedita al suo avvocato Arnaldo Faro e al testimone Di Marco. La mail, che sarà resa pubblica dallo stesso Arnone, sarebbe stata spedita ieri sera intorno alle ore 22:30 dal suo ufficio. Panico ieri sera ad Agrigento per una fuga di gas. È accaduto in via Manzoni. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale che per precauzione hanno fatto evacuare il palazzo coinvolto. Ad intervenire tecnici di settore che hanno riparato la rottura mettendo in sicurezza la zona. E cambiamo adesso argomento, parliamo di politica e delle elezioni regionali. Continuano le presentazioni che i diversi partiti o liste fanno dei propri candidati alla carica di deputato regionale. Ieri pomeriggio ad Agrigento è stato il turno di 7 esponenti di Federazione della Sinistra, SEL e Verdi. Presentazione ieri ad Agrigento dei candidati all'Assemblea regionale siciliana della lista Claudio Fava presidente. I 7 esponenti di Federazione della Sinistra, SEL e Verdi, per incontrare l'elettorato, hanno scelto Notobar di Porta di Ponte. Ad introdurre al pubblico presente i candidati alle prossime elezioni regionali è stato il segretario provinciale della Rifondazione Comunista, Antonio Palumbo. Segretario, è un modo diverso di approcciare con l'elettorato? Sì, ma noi siamo diversi. Noi abbiamo voluto con questa iniziativa rimarcare quella che è una nostra differenza essenziale con tutte le altre liste, chiamiamolo così, o contenitori di candidati, come li chiamo io. Noi abbiamo voluto dare il senso del progetto, dell'idea comune e abbiamo deciso di fare una presentazione comune di tutti i candidati. Non c'è stato nessun candidato che si è autopresentato, che ha fatto delle convention, che ha fatto delle presentazioni in solitaria. Abbiamo deciso, per dare proprio il senso forte della differenza, di presentare tutti i nostri candidati congiuntamente. Il nostro vuole essere più che un'esperienza elettorale, vuole essere un progetto di cambiamento, di alternativa. E vogliamo con questo, che è un laboratorio regionale, riuscire a dare una spinta e una via di uscita a sinistra alla crisi della politica. Lo vediamo tutti in questi giorni cosa succede a livello nazionale, ma non è una cosa che sta nascendo adesso, è una cosa che ci riportiamo dietro da anni e che non è mai stata affrontata da una certa classe politica. Noi abbiamo il coraggio, lo abbiamo sempre avuto, siamo stati scomodi negli anni passati quando eravamo nelle istituzioni, vorremmo ritornare a essere scomodi a partire dall'ARS. Tra gli aspiranti onorevoli anche il 51enne architetto favarese Emanuele Schembri. Noi intanto già dalla presentazione della nostra lista fatta in maniera unitaria, già questo fa capire come c'è un gioco di squadra, ma un gioco di squadra che va riportato anche poi dopo all'ARS, se giustamente i consensi che stiamo ricevendo, e sono tanti, per il disgusto a questa politica vecchia, malfatta, piena di parassiti, se vogliamo, che ci stanno veramente succhiando il sangue. Noi alla gente con la gente ci rapportiamo in una maniera veramente diversa. Non diciamo votateci, ma diciamo guardate i nostri programmi, vedete all'interno della nostra lista di individuare le persone idonee a rappresentarvi.
non cambiate il nuovo modo di vedere la politica, date dignità al vostro voto. Ed anche il candidato all'ARS per il PDL Salvatore Iacolino prosegue le sue visite nell'Agrigentino. Oggi torna a Favara, la sua città d'origine. Il dilagare del fenomeno della criminalità organizzata negli Stati esteri richiede un contrasto deciso da parte di tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, azione che necessita di un opportuno rafforzamento della cooperazione giudiziaria delle forze di polizia. Il Parlamento europeo si è espresso in tal senso con una risoluzione adottata il 25 ottobre 2011 a Strasburgo. È in questa nuova prospettiva europea che si colloca la sesta giornata del Festival della Legalità svoltasi a Palermo ed a cui ha partecipato anche l'europarlamentare Salvatore Iacolino in visita elettorale oggi a Favara. Abbiamo parlato essenzialmente di prospettive, di giovani, di talenti, ma anche di economia. Le infiltrazioni mafiose sono presenti non soltanto in Sicilia, ma oramai in tutta Europa. Esistono oramai le mafie, non vi è una mafia siciliana, sono le mafie tedesche, turca, bulgara, slava, nigeriana. La sfida è europea, ci vuole una procura europea capace di agire con snellezza e tempestività, coordinando le attività degli Stati membri. Ci vogliono Stati membri che comprendano che bisogna definire la fattispecie associativa di stampo mafioso, così come in Italia, in Germania e in alcuni altri Stati membri, per garantire una omogeneità di intervento, ma anche una cooperazione di polizia, ma per garantire e assicurare la esecuzione delle sentenze emesse in uno Stato membro nei confronti dell'altro. Ricorderete la strage di Duisburg, la mafia che la fece franca vendendo una pizzeria che invece avrebbe dovuto essere sottratta alla mafia e reinvestita per finalità pubbliche. Abbiamo fatto un incontro che ha dato una prospettiva a largo raggio ai ragazzi che chiedono perché dobbiamo continuare a credere nella classe politica. Io ritengo che ciascuno si connota distintamente per la propria proposta, per la propria offerta politica, per la propria storia, per le cose che ha fatto e per le cose che intende fare. C'è un consiglio comunale che deve essere sostenuto, c'è un sindaco battagliero come Manganella, ma c'è soprattutto la volontà concreta di cooperare perché la Sicilia diventi realmente centro del Mediterraneo ma anche centro dell'Europa. Forse quello che caratterizzerà queste elezioni sarà appunto la sfiducia dei cittadini. Che cosa si sente di dire lei? Due cose, la prima che è la cosa più stupida che può fare un cittadino è astenersi dal diritto sacrosanto al voto. Quindi andate a votare, poi potete votare Iacolino e Musumeci invece come candidato alla presidenza, oppure un altro orientamento politico e altre cose ancora, ma dovete andare a votare. È un giusto il sentimento di antipolitica, ma accanto alla mala politica vi è una buona politica, accanto a una politica del nulla, dell'inconsistenza, vi è una politica della concretezza, dei comportamenti seri, degli stili di vita sobri e appropriati, e c'è una politica soprattutto che ha un primato che risiede in un patto di fiducia col cittadino che può essere restituito, per esempio, scegliendo gli elettori, i rappresentanti a Roma oggi così com'è, scegliendo sin d'ora e subito i migliori rappresentanti della classe politica provinciale e probabilmente non soltanto provinciale. E adesso vediamo insieme gli appuntamenti elettorali dei candidati alle elezioni regionali del prossimo 28 ottobre. 17 giorni di tour e 35 comuni da raggiungere per il leader del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, che inizierà mercoledì 10 ottobre da Messina in sostegno dei candidati del suo movimento. Grillo e Cancelleri faranno passeggiate e comizi e si confronteranno con gli elettori della regione. Il turno di Agrigento sarà giovedì 18 ottobre alle ore 21. Domani il candidato UDC all'ARS, Lillo Firetto, terrà una convention elettorale dal titolo Per cambiare in meglio presso il Cine Astor di Agrigento. La manifestazione avrà inizio alle ore 10:30. E la campagna elettorale si è avviata già da qualche giorno. Diversi sono gli incontri e le pubbliche manifestazioni in sostegno di questo o quell'altro candidato. Ma la gente, secondo recenti sondaggi svolti dall'Istituto Demopolis, si dice sfiduciata dalla politica, specie
in questo ultimo periodo con i recenti scandali della casta. Noi abbiamo voluto fare un giro ad Agrigento e mostrarvi effettivamente cosa pensano gli agrigentini di questa campagna elettorale. Vediamo. In periodi di profonda crisi economica ed occupazionale cresce nell'opinione pubblica la sfiducia nei confronti della classe politica. I recenti scandali della casta hanno amplificato questo stato d'animo nei cittadini. Secondo un'indagine svolta in Sicilia dall'Istituto Demopolis, alle prossime elezioni regionali del 28 ottobre il 44% dei siciliani non esprimerà il proprio voto. Statistica facilmente confermata con il tastare del polso agli elettori. Proprio ieri abbiamo fatto un giro per le vie del centro di Agrigento. In piena campagna elettorale abbiamo chiesto ai cittadini quale idee si sono fatte dei candidati, quali sono le loro aspettative e soprattutto se domenica 28 ottobre si recheranno alle urne per scegliere i propri rappresentanti. Io per adesso ancora non ho visionato la situazione perché comunque ho altri impegni anche di lavoro, quindi ancora non ho focalizzato la situazione. Andrò a votare, ma ancora devo decidere. Che cosa ti aspetti? Qualche cambiamento sicuramente. Con tutto quello che si sente, non è che la gente, diciamo, è felice e contenta per andare a votare. C'è malcontento di quelle veramente marcate, proprio accentuato. Sentire tutti questi scandali tutti i giorni, la gente non ci crede più. Anche se siamo molto delusi di tutto quello che succede, siamo molto delusi, però andremo a votare. Mi sembra giusto che si debba andare a votare. Che cosa vi aspettate dalla nuova classe politica? Ci aspettiamo che sia un pochino più onesta, che cerchino di fare qualcosa di più per la Sicilia perché veramente ne ha bisogno. Si avvicina per altri il momento della votazione. Quindi lei deduco Non che... andrò a votare. Come mai? Come mai? Perché non c'è da avere fiducia in nessuno, né a destra, né a sinistra, né a centro. Siamo allo sbaraglio, siamo proprio alla deriva, come si dice, un paese alla deriva. Andare a votare per queste persone è un'offesa alla mia intelligenza. Che cosa l'ha deluso? Tutto me ne ha deluso. Sono un pugno di ladri, tranne qualcuno che è onesto. Non è quello che si sente dire alla televisione, è fiorito. Non ti viene la voglia di andare a votare per queste persone. Preoccupato. Innanzitutto io sono qua in ferie, vengo dalla Svizzera, no? Praticamente non posso contribuire al voto. Però per tutte quelle che sento, quello che leggo, sono preoccupato perché non c'è più la serietà. Invece in Svizzera come va? Ma in Svizzera, guarda, adesso non voglio fare né politica, però quando si paga una cosa si dice benedetto in siciliano, benedetto chi paga, perché le cose vanno al 200%. Invece quando torna in Sicilia come la trova? Quando torno in Sicilia, vi dico la verità, mi sembra di tornare minimo 30-40 anni indietro del sistema, e quando io sono 40 anni che sono là e l'ho lasciato ancora peggio di quando sono partito. I cittadini devono scegliere perché devono essere comunque rappresentati. Che cosa vi aspettate? Da quello che ci offrono c'è qualcosa da scegliere. Ognuno deve fare delle scelte. Sono momenti di responsabilità, soprattutto e per noi genitori e per la prospettiva della Sicilia. Non ricordiamo nel tempo dei presidenti che hanno lasciato dei segni nella nostra terra, quindi mi auguro che chi va a insediarsi al governo della regione lasci segni di questa Sicilia, perché i siciliani vogliono riconquistare la dignità che loro ci hanno fatto perdere. Noi fanno tutti schifo, devono andare a lavorare perché è una vergogna, si sono mangiate la Sicilia, l'Italia, si hanno mangiato tutto. Tutti pagano l'IVU, pagano questo, pagano quello e questi soldi dove sono andati a finire? Diventano altri 2 giorni e ci tolgono questa piccola pensione che ci danno e chi si è visto si è visto. Adesso quando ci sono le elezioni sono tutti presenti.
Poi passando le elezioni non ti conoscono più, che vadano a lavorare come ci andavo io e come ci sono andati tutti gli altri. È una vergogna, si dovrebbero solo vergognare a dire queste cose. Ed intanto a Favara si apre un comitato elettorale di protesta chiamato Vota Stefano, meglio un cane politico che un politico cane. L'iniziativa è di alcuni cittadini che si dicono stanchi della politica improduttiva. La sfiducia nella classe politica passa anche attraverso un'eclatante provocazione organizzata da un gruppo di cittadini favaresi che in segno di protesta hanno fondato il Partito della Rabbia. Leader della fantomatica lista è il cane Stefano, uno splendido esemplare di bulldog francese che gli esasperati cittadini candidano alle prossime elezioni regionali. Come in ogni campagna elettorale che si rispetti, anche il cane Stefano ha il suo comitato elettorale con tanto di manifesti e facsimili distribuiti dai suoi sostenitori. Stefano affida al portavoce ufficiale Calogero Bernardo il suo messaggio elettorale. Stefano non è altro che l'essenza del disagio che noi cittadini viviamo quotidianamente. Stefano soffre l'apatia dei continui saccheggi politici e di tutti i disservizi scaturiti dal loro menefreghismo. Stefano non è un politico, ma non è altro che una protesta verso la scelleratezza politica nazionale. Stefano è contro la casta, ma è a favore delle persone che si prodigano per il bene comune. Noi comunque abbiamo voluto sentire dallo stesso candidato quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto a scendere in campo. Stefano dai nostri microfoni non si è voluto esprimere, ma invita i cittadini ad una riflessione. Meglio un cane politico o un politico cane? Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Ma chi l'ha detto che del buon vino bisogna bere solo un bicchierino? Pranzo e cena senza strafare, non mi posso più ubriacare. Con mio fiaschetto dove ti metto, ti nascondo anche sotto il letto. Io ti voglio sempre vicino, oh mio buon caro amico vino. Per la vostra pubblicità su Sicilia TV telefonate ai numeri 0922 32 709. I componenti della Commissione Bilancio al Comune di Favara, a fronte della scadenza del 31 ottobre prossimo dell'approvazione del bilancio di previsione 2012, rilevano l'esigenza di avere dei chiarimenti dall'amministrazione e dal dirigente di settore sullo stato attuale della proposta di deliberazione e chiedono l'immediata trasmissione della stessa. Considerato, scrivono, che ad oggi manca l'approvazione di alcuni degli atti propedeutici al bilancio di previsione 2012, come il piano di alienazione dei beni, la quale proposta consiliare non è ancora pervenuta all'ufficio di presidenza, nonostante la proposta di giunta sia stata approvata il 26 luglio scorso. È considerato che una volta ultimata la proposta in oggetto, questa va prima trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere e solo successivamente alle commissioni consiliari competenti. Gli stessi componenti chiedono con urgenza la trasmissione della proposta. I consiglieri comunali infatti possono presentare degli emendamenti solo fino al 10° giorno antecedente la convocazione del Consiglio Comunale. E parliamo adesso di sanità. È stato inaugurato all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì la risonanza magnetica, un esame diagnostico che permette di visualizzare l'interno del nostro corpo senza effettuare operazioni chirurgiche o somministrare pericolose radiazioni ionizzanti. Prosegue il piano di potenziamento dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì previsto dall'assessorato regionale alla sanità. Il nosocomio di Contrada Giarra, infatti, è stato dotato di una sofisticata risonanza magnetica di ultima generazione, strumento particolarmente utile nell'ottenere immagini dettagliate del cervello e della colonna vertebrale. Riesce a fornire ottime informazioni anche in campo traumatologico, oncologico, ortopedico, cardiologico e gastroenterologico. L'arrivo a Canicattì dell'importante apparecchiatura di diagnostica non invasiva
consentirà al bacino sanitario dell'Interland di evitare viaggi verso altre strutture sanitarie. Alla cerimonia di inaugurazione era presente tra gli altri anche l'assessore regionale alla sanità Massimo Russo. Questo è il nostro dovere, andare incontro alle esigenze dei cittadini, rispondere al meglio in modo efficiente e tecnologicamente avanzato ai loro bisogni di salute. Oggi abbiamo inaugurato questo macchinario, espressione della più alta tecnologia esistente, una risonanza magnetica tra le migliori che ci sono sul mercato, con la logica di fare un cambiamento con i fatti all'interno di un sistema che si è riorganizzato e che adesso mostra palesemente i fatti, i contenuti di questo processo che abbiamo avviato 4 anni fa. Ed è stato firmato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con quelli dell'Istruzione e dell'Economia, il piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Tra gli istituti finanziari nella nostra provincia c'è il plesso comunale Esseneto di Agrigento per un importo di 150.000 euro. A comunicarlo i parlamentari nazionali del PDL Vincenzo Fontana e Giuseppe Marinello. Da domani domenica 7 ottobre è previsto a Favara l'arrivo di numerosi gruppi turistici che avranno la possibilità di visitare le bellezze artistiche ed architettoniche della nostra città. A dirlo è il sindaco Rosario Manganella. I flussi turistici in arrivo nella nostra città, dichiara il sindaco, sono il frutto di una pianificazione delle attività promozionali e turistiche volte a far conoscere ed apprezzare le bellezze della nostra città. Grazie alla preziosa collaborazione dell'associazione Proloco saremo nelle condizioni, dice, di ospitare diversi gruppi di visitatori per tutte le domeniche del mese di ottobre e le prime 2 del mese di novembre. L'itinerario previsto è quello storico-artistico al centro di Favara con il Castello Chiaramonte, la Biblioteca Museo Mendola, la Chiesa del Rosario, la Chiesa Madre, il Cortile dei 7 Cortili e parte delle vie del centro storico dove insistono i palazzi nobiliari del passato. Ed è ancora possibile visitare, e lo sarà sino a martedì prossimo 9 ottobre, la mostra fotografica Favara Storia della Musica, allestita presso il Castello Chiaramonte di Favara. Un tributo che l'Accademia Palladium ha voluto fare ai tanti artisti locali che negli anni hanno animato l'ampio palcoscenico della musica italiana. Il percorso, ideato dagli organizzatori, accompagna i visitatori in un viaggio senza tempo, con gli scatti in bianco e nero delle band locali, chiaramente ispirate dai mostri sacri del periodo come i Beatles e Rolling Stones. Intanto è stato già allestito in piazza Cavour un megapalco che ospiterà stasera e domani numerosi artisti dell'Interland provenienti da diverse parti d'Italia. Particolare attenzione è stata data ai gruppi musicali di ogni età che hanno fatto parte della storia musicale di Favara. Stasera alle 21 concerto di musica italiana, mentre domani spazio al rock e al blues. C'è un'intervista, sentiamo. Perché questa mostra fotografica? Una mostra fotografica per portare alla luce tutti i ricordi indelebili dei gruppi musicali di un tempo che erano le icone di una volta e che ancora sono nei ricordi dentro di noi. Oltre alla mostra fotografica anche un importante evento, 2 grandi concerti. 2 grandi concerti invece per quanto riguarda un incontro d'arte legato allo splendore della musica che nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere la creatività degli artisti, con attenzione particolare ai gruppi giovani e meno giovani, artisti di diverse generazioni che per uno scambio di emozioni, uno scambio di note, uno scambio di idee, questo è quello che si vuole realizzare. E poi c'è anche un aspetto legato anche all'organizzazione di questa manifestazione, un evento... L'organizzazione, che dire, l'evento si sta realizzando con grande difficoltà, ovviamente sacrifici e sforzi economici per mantenere la promessa fatta dall'Accademia Palladium. Un grande evento storico musicale. Le istituzioni pubbliche in un primo momento si erano impegnate a contribuire economicamente alla manifestazione, ma purtroppo non è stato possibile per lo stato di difficoltà in cui oggi versano.
Una volta avviata la macchina organizzativa non ci siamo più potuti tirare indietro, ovviamente. Abbiamo voluto mantenere la promessa chiedendo anche una collaborazione degli amici, anche un amico come Enzo Bellavia, il Sestante. Lo stiamo facendo per la passione che ci lega alla musica e alla cultura musicale, che da anni tentiamo di diffondere, e anche per risvegliare, diciamo, Favara, che un po' dorme sotto questo aspetto. Ci auspichiamo una grande presenza di tutti proprio a conferma di quello che stiamo realizzando e che ha dopo le critiche. Fine settimana di solidarietà a Favara. Questo pomeriggio alle ore 17 volontari dell'associazione Beggia Favara in piazza Itria con le orchidee dell'Unicef. Domani domenica invece dalle ore 9 saranno in piazza Don Giustino. Scopo della raccolta benefica: ridurre la mortalità infantile nei paesi dell'Africa centrale ed occidentale. Un'azione capillare e integrata per arrivare fino ai villaggi più remoti e garantire alle popolazioni locali alimenti terapeutici, vaccini, zanzariere, sali reidratanti, assistenza alla gravidanza e al parto, oltre che interventi di educazione sanitaria e nutrizionale. E si chiude stasera il quarto ciclo di disinfestazione del centro urbano di Favara. Stanotte le vie interessate dalle attività di disinfestazione sono via Che Guevara, via Aldomoro, corso Vittorio Veneto, piazza della Libertà, via Umberto, piazza Capitano Vaccaro, viale Progresso, comprese le strade adiacenti, la via Roma ed inoltre il quartiere Quattro Strade. Pertanto i cittadini non dovranno lasciare nei balconi e negli spazi aperti nessun prodotto commestibile, biancheria stesa, animali. Inoltre dovranno tenere ben chiuse tutte le aperture delle abitazioni. L'associazione Quo Vadis di Favara, presieduta da Giuseppe Amico, ha attivato diversi servizi gratuiti in favore dei cittadini. Questi alcuni dei servizi: logopedista con la dottoressa Daniela Meli, consulenza psicologica con la dottoressa Antonella Monreale, consulenza legale familiare gratuita curata dalla dottoressa Antonietta Pecoraro. Per prenotazioni si può chiamare il numero di telefono 333 58 15 927. L'associazione, ricordiamo, si trova in viale Pietro Nenni 136 a Favara. E domani domenica sarà esordio al Palà Moncada per la Fortitudo Moncada di Agrigento, che quest'anno disputa il campionato di divisione nazionale A. La squadra di coach Franco Ciani, dopo l'inizio vincente a Reggio Calabria, sta lavorando ininterrottamente per la seconda giornata di campionato, che vede gli agrigentini scontrarsi in casa con la Dinamica DVB Mirandola. Roster al completo per Agrigento, ad eccezione dell'argentino Albano Chiarastella, che, come sappiamo, a seguito dell'infortunio rimediato nella fase di precampionato, resterà fuori ancora per altri circa 20 giorni. Appuntamento alle 18 al Palà Moncada di Porto Empedocle per dare via ai tifosi, staff e giocatori in questa nuova avventura. E adesso linea alla regia per il meteo, a seguire la sigla. Grazie ancora per averci seguito, buon fine settimana, arrivederci. Un buon fine settimana a tutti e vediamo il meteo per domenica 7 ottobre. Una perturbazione di origine nord-atlantica affonderà proprio in corrispondenza dei Balcani, attivando venti più freschi da nord-est un po' su tutta l'Italia. Aumenta anche la nuvolosità, che risulterà più compatta su parte del Triveneto, lungo le Alpi e localmente nelle zone interne del centro-sud. Guardate dalla grafica, la nuvolosità in aumento un po' su tutte le regioni, con le schiarite che risulteranno solo residue e locali, più ampi gli spazi soleggiati invece tra la Sicilia e la Calabria. Comunque il rischio di pioggia resterà concentrato tra le Alpi centro-orientali, sul Friuli Venezia Giulia e l'Alto Veneto. Qui non escludiamo anche fenomeni temporaleschi, soprattutto tra il tardo pomeriggio e la sera. Qualche eventuale pioggia di debole intensità potrebbe poi innescarsi lungo le regioni adriatiche proprio nelle ore notturne, quindi nella notte su lunedì. Per il resto, come dicevamo, tempo asciutto, con
Comunque le temperature diminuiranno un po' su tutte le regioni, soprattutto le massime, vista la maggiore copertura nuvolosa. Andiamo a vedere però le minime, che restano molto miti ovunque, in locale ulteriore aumento, fino oltre i 15 gradi anche al nord e diffusamente vicine ai 18-20 gradi all'estremo sud e sulle isole maggiori. Ecco le massime in lieve diminuzione proprio al nord-est e nelle zone interne del centro, con soli 22-24 gradi. Ancora picchi ulteriormente alti al sud e sulle zone adriatiche del medio-basso versante, con 25-28 gradi, picchi vicino ai 30 sulla Sicilia. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione, un saluto da Andrea Falcinelli.